Com'è così? Buona giornata cari telespettatori, ben ritornati con noi e quest'oggi ci addentriamo nuovamente in un capitolo estremamente interessante ma anche importante, riguarda la nostra salute. Sono voluta partire da un fatto, da una notizia di cronaca che riguarda il mondo non solo della salute in senso stretto, parliamo di denti e quant'altro, ma riguarda anche l'imprenditoria e le aziende. Più e più volte con le associazioni di categoria imprenditoriale abbiamo parlato dell'importanza che chi comunque fa un'intrapresa, di qualsivoglia questa possa essere, vuole un'impresa in senso tecnico, vuole un'impresa in senso polispecialistico, medico, quant'altro, lo faccia in un modo innovativo, che possa essere competitiva, che possa offrire dei servizi sempre migliori, una qualità elevata, ma soprattutto non essere come una volta piccoli e belli, perché piccoli e belli sembra non funzionare più e questo è un concetto estensibile. Una notizia che era balzata alle cronache qualche giorno fa e che mi aveva incuriosito, per cui ho invitato degli ospiti, però con i quali ci addentreremo anche in ambito scientifico, era quella relativa a una prima rete a livello nazionale di imprese tra cliniche dentistiche a livello appunto Italia. E questa rete di imprese riguarda proprio questo settore, cioè anche i dentisti hanno deciso di fare impresa e quindi di creare un'equipe, una rete, adesso ce lo spiegheranno meglio i nostri ospiti un attimo come cappello di questa notizia informativa, per dare un servizio che possa essere competitivo, molto molto interessante, ma soprattutto altamente qualificato. Che cosa vuol dire questo? E questo è un messaggio che noi lanciamo anche a tantissimi che sappiamo sono liberi professionisti, imprenditori, artigiani e quant'altro. Da soli non si riesce più ad andare avanti. Bisogna in qualche modo cercare un collegamento tra chi opera nei medesimi settori, persino in ambito medico-scientifico, odontoiatrico o quant'altro. Vi presento i nostri ospiti con cui però ci addentreremo naturalmente nelle tematiche anche mediche. Il dottor Paolo Andriolo, ben arrivato qui con noi, grazie di essere insieme. Dottor Daniele Beretta, anche a lei grazie, che hanno le rispettive strutture, cliniche e quant'altro che fanno parte di questa, cos'è questa rete di imprese? Chi me la vuole spiegare? Chi ce la vuole spiegare? Allora, in esordio perché è un po' la curiosità che mi ha indotto a chiamarvi. Certo, come diceva lei, è una forma di, diciamo così, un modello di aggregazione che ci permette di tirare fuori il meglio di noi come professionisti, perché ci solleva da tante incombenze di natura amministrativa. Com'è nata? Allora, diciamo, quando è nata questa idea, voi siete dentisti, medici dentisti, certo, per cui, però a un certo punto questa idea è nata. Certo. Questo può essere anche uno stimolo per altri imprenditori che invece vogliono continuare sulla loro strada o altri professionisti di altro genere. Io sto pensando anche per dire l'avvocato. Negli Stati Uniti abbiamo questi mega studi dove non c'è assolutamente, non esiste il singolo avvocato. Da noi ancora stentano a partire, incominciano, ci sono, però per carità, in ambito medico c'è qualche cosa, però ancora siamo sempre un po' più individualisti. Noi. Certo, noi italiani siamo tipicamente individualisti, facciamo tanta fatica a lavorare insieme. Beh, in questo caso specifico noi ci conosciamo da una ventina d'anni, quindi siamo tutti colleghi che hanno fatto insieme percorsi clinici e percorsi gestionali, e da una ventina d'anni siamo diventati amici ed è venuto naturale scambiarsi nel tempo le proprie esperienze finché è scaturita da sé questa forma di aggregazione. Ma premesso che poi non siete nella stessa città, perché io vedo che siete in città diverse, questa è anche la cosa. Io sono in provincia di Padova, il collega è in provincia di Vicenza e abbiamo nella provincia di Vicenza 3 colleghi, diciamo 3 studi. Uno in provincia di Padova e uno in provincia di Belluno, certamente. Quindi proprio vi siete. È l'amicizia che genera queste cose più che un pensiero, diciamo, imprenditoriale in senso stretto. Sta di fatto che noi insieme si è potuto scambiare molto. Si sono scambiate esperienze, tutto è nato con la clinica. Quindi anche competenze, pareri, come viene il parere delle studi di casi complessi, come risolvere, cioè tutto nasce dal paziente in realtà. Il paziente viene da noi perché noi siamo preparati, almeno così crediamo, a risolvere delle problematiche, ma non sempre è così facile, quindi scambio di esperienze, scambio di opinioni, preparazione di piani di trattamento molto complessi e questo ci ha fatto crescere come professionisti.
Poi è venuto il momento in cui sarebbe stato utile per tutti alleggerirsi di pratiche burocratiche, amministrative, autorizzative, e anche lì abbiamo fatto degli scambi. E poi un po' alla volta sono nate queste, abbiamo pensato di lavorare finalmente, diciamo, insieme. La rete di imprese è una delle soluzioni normative permesse oggi dalle leggi italiane e che veste benissimo il nostro modo di lavorare. Ecco. Tra l'altro avete ricevuto il plauso del presidente di Confindustria Veneto, Roberto Zuccato. Certo, sì. Che quindi sì. ha dato merito a questa iniziativa. Sì, lui ci ha onorato della sua visita ed è stato uno degli artefici della rete di impresa in Italia. È stato uno che ha promosso a livello politico questa cosa. Cioè pensare effettivamente a una rete di impresa, dopo vi do anche lo spazio medico perché non Sì, voglio no, torverlo scherzo, assolutamente, certo. lo so che non siete Certo. imprenditori in senso tecnico, Esatto. però è curioso comunque questo, Certo. pensare a una rete di impresa in ambito medico, odontoiatrico, Sì. eccetera, è qualcosa di particolare comunque, Sì, perché è tante vero. volte cioè noi pensiamo al poliambulatorio per esempio, Certo. no? Alla struttura complessa di questo tipo, ma non imprese collocate logisticamente in punti diversi, addirittura Sì. della stessa regione, che fanno sistema. Chiaro, diciamo questo, che sicuramente non siamo comuni noi, cioè siamo un po' diversi, lo siamo sempre stati probabilmente, e questo ci ha aiutato a percorrere strade nuove, che poi alla fine sappiamo benissimo che il mondo è in evoluzione. Penso che dal 2008, 2007, 2008 sia stato veramente un grandissimo cambiamento. E questo, in questo momento qui, secondo noi, è qualcosa che può aiutare noi, ma soprattutto il nostro paziente, perché noi se abbiamo fatto questo, l'abbiamo fatto come prima cosa, perché questo fa sì che il nostro paziente possa avere dei servizi maggiori, delle qualità sempre migliori, e dare a lui diciamo una grande disponibilità, anche perché poi parliamo di benessere, parliamo di apertura degli studi a tempi molto ampi, e quindi trovare una soluzione, un contenitore. Questo contenitore l'abbiamo trovato grazie allo scambio di cui parlava Daniele, attraverso la rete di impresa. Ci è stata fornita dalla fiscalità, da quello che ci dà lo Stato, questa possibilità, e abbiamo pensato di mettere insieme le nostre forze. Ecco, voi non siete un franchising. Assolutamente. Quindi questo, cioè No. voi unite il know-how ma mantenete la vostra Rimaniamo identità. esattamente, questo è molto importante, cioè i nostri studi rimangono esattamente quelle che sono, l'identità è la stessa. Sono sempre stati. Sono sempre stati così, noi abbiamo sempre puntato a servire il nostro paziente al meglio, e questo è il suo naturale sviluppo, insomma. Il perseguire questa strada ci ha portato a risolvere il problema per conto del paziente, ecco. C'è una filosofia che vi accomuna, un pensiero di condivisione al di là dell'amicizia? C'è qualcosa che avete messo come trait d'union tra di voi? Beh, sicuramente. La filosofia è innanzitutto, guardi, l'etica che ci contraddistingue dal punto di vista delle relazioni e del lavoro. E la possibilità e l'idea di percorrere una strada diciamo di benessere. La cura è fondamentale, ma l'ambiente in cui noi lavoriamo deve costituire un ambiente di benessere sia per noi che per le persone con cui lavoriamo, perché per noi la segretaria, l'assistente, i medici che lavorano con noi, per noi sono parte della squadra, e questa filosofia qua ce la siamo veramente costruita nel tempo. Cioè a me piace giocare a calcio e so come è importante la squadra, insomma. Sì. Infatti riuscite anche in qualche modo ad avere delle agevolazioni di qualche titolo, oppure è difficile il sistema Io penso, Italia? so che il
E sappiamo che la Regione mette a disposizione per le reti di impresa dei finanziamenti che possono quindi essere utilizzati per creare dei progetti, cioè per finanziare dei progetti di crescita e sviluppo. Non è questo il motivo per cui noi abbiamo fatto la rete, sicuramente ci informeremo, siamo all'inizio, e anche dal punto di vista della fiscalità questa cosa ci interessa, perché è ovvio che ogni risparmio nella fiscalità possiamo girarlo al nostro cliente. Infatti, questa è un'altra cosa importantissima. Assolutamente. Tra l'altro, se non sbaglio, voi siete un po' polispecialistici, perché affrontate il paziente dalla testa ai piedi, perché tante volte uno pensa ho un problema ai denti eccetera e poi si scopre però dopo visite da una parte dall'altra eccetera che neanche tutti hanno tempo e voglia di fare, che in realtà il problema nasce da un'altra. E questo è molto, molto importante. Io vorrei appunto affrontare con voi anche questi aspetti che sono interessanti. Quindi vi siete anche equipaggiati da questo punto di vista come squadra, no? Sì, assolutamente. Sì. Allora, in generale possiamo dire che l'odontoiatria tradizionale in tutte le strutture viene totalmente coperta, quindi quello che si intende è la classica cura conservativa, pedodontica, endodontica, l'implantologia, la protesi rimovibile, la protesi fissa, eccetera, eccetera. Queste sono tutte branche super specialistiche che noi ovviamente pratichiamo come la gran parte dei dentisti di oggi, che sono molto preparati. In più ci siamo un po' alla volta specializzati in alcune branche più ultra specialistiche, direi a livello di eccellenze particolari, non so, per esempio, la medicina estetica, per esempio la posturologia, l'agnatologia, tutte branche molto particolari che servono ad aiutare pazienti che hanno problematiche specifiche e particolari. Lei citava l'esempio di come certe volte alcuni disagi, alcuni disturbi a valle del capo siano in realtà generati da un problema che è qui, che è nella testa, che è nella masticazione oppure nell'articolazione, nella muscolatura. Quindi bisogna essere in grado di individuarlo, quindi queste patologie discendenti, e poi di trattarle adeguatamente. Ci siamo specializzati, per esempio quella è la branca specifica di cui mi occupo principalmente, ed è una cosa straordinariamente appassionante. Credo, infatti sì, ma il paziente viene da voi perché ha un problema dentale o perché ha un problema posturale, di schiena o quant'altro, e poi si va no, inizialmente il paziente viene da noi inizialmente mi riferisco a qualche anno fa, il paziente veniva da me per problemi odontoiatrici tradizionali. Nell'anamnesi si scopriva magari che soffriva di cefalee ricorrenti, stagionali, oppure di in certi periodi di stress, di particolari disturbi, contratture nelle parti più basse della colonna, e all'epoca capitava appunto casualmente che si potesse fare una diagnosi di questo genere. Poi un po' alla volta le cose sono cambiate, adesso arrivano direttamente pazienti che sanno di avere qualche problema alla schiena e vogliono un consulto per escludere che sia un problema di bocca. Perfetto. Credo che ci sia una telefonata in attesa. Pronto? Pronto, buongiorno, sono il dottor Pavanello Belluno. Buongiorno. Buongiorno, complimenti alla trasmissione. Grazie, dottore. Volevo intervenire perché credo sia veramente molto interessante questa trasmissione, però volevo parlare di un episodio. Sì. È capitato proprio in famiglia a noi, con mia moglie, che con vari diretti presso studi tipo quelli che voi oggi trasmettete e promuovete in televisione, avevano dato un tipo di terapia e tutto era possibile, tutto era facile, tutto era qua, tutto era là. Alla fine, dopo aver speso una montagna di soldi, questi problemi li ha dovuti risolvere il Policlinico di Milano, l'ospedale maggiore. Quindi una domanda che vorrei fare non è per fare l'avvocato del diavolo, ma non è che pensate che le persone ormai hanno capito che c'è un giro di uno manda una visita a visitare da una parte, poi l'altro è d'accordo con l'altro medico, e tutti questi circoli privati alla fine fanno ripensare le persone e pensare che la struttura pubblica è importante, alla fine è forse l'unica seria a dover risolvere il problema,
Chiedo scusa, non è una provocazione, ma è capitato a noi. Ma ha ragione, anzi è correttissima la sua domanda. Alla fine ci siamo fidati di una struttura pubblica di terzo grado a Milano. Grazie. Certo. Che problema, scusi ancora, che problema c'era? Era un problema di osteoporosi, dove veniva trattata con bifosfonati, qualsiasi centro importante, anche poi in Lombardia, non c'era nessun problema a trattarla, ma sì, questo si può fare, quello non si può fare. Siamo andati al Policlinico, perché conoscevamo comunque persone importanti all'interno, e ho detto: voi siete pazzi a fare questa roba qua, o ancora non avete capito che la struttura privata ha un giro e raggiro. Mi scuso, ma no, grazie dottore, la ringrazio tantissimo. Grazie ancora, tra l'altro Belluno, dove anche voi siete. No, la domanda è corretta, peraltro dei bifosfonati abbiamo parlato e anche ragione, se posso dire. Anche con un altro specialista, e la cosa bisogna affrontarla correttamente. Chi di voi vuole rispondere? Rispondete due. Allora, i bifosfonati sono una categoria di farmaci molto particolari, efficacissimi nella osteoporosi, combinati eventualmente con delle vitamine, con delle integrazioni di calcio, ma che hanno un problema molto serio a livello cioè determinano un problema molto serio a livello di circolazione locale, microcircolazione. Certi tipi di trattamenti non dovrebbero essere intrapresi, trattamenti odontoiatrici. Tipo? Perché l'implantologia o gli interventi, perfino una semplice estrazione può essere un grosso problema. E allora bisogna valutare molto bene caso per caso, se è il caso addirittura di interrompere il trattamento per periodi di tempo peraltro molto lunghi. Dei bisfosfonati. Sì. No, è una cosa, adesso bisogna valutare caso per caso, perché per esempio anche il difosfonato non è che viene assunto genericamente così perché c'è la osteoporosi, possono esserci delle cause molto più serie, per esempio trattamenti dopo trattamenti oncologici, radioterapia, il discorso è complesso, va analizzato tecnicamente ed è molto complicato, però in linea di massima possiamo dire che colui che assume difosfonati merita attenzioni speciali dall'odontoiatra. Peraltro se lei legge di un qualsiasi difosfonato il foglietto illustrativo troverà scritto: segnali al suo dentista che sta assumendo questo farmaco prima di qualsiasi trattamento odontoiatrico. E il discorso invece che faceva il dottore Di Belluno relativamente a questi sistemi di passaggio, che cosa possiamo dire? Direi che danno alla fine, sviliscono il sistema stesso, oppure chi ne fa parte, no? Perché... Ma io direi che comunque il sistema pubblico merita la sua, cioè rimane un sistema importante, costituente della nostra sanità. È questo che mi sembra di aver capito, no? No, ma c'è più che altro perché ci sono questi studi privati, queste equip che si formano, in cui ci si fa il passaggio da uno all'altro al terzo, senza poi andare a risolvere effettivamente i problemi, ma anzi... spalmando, certo. Esatto. Beh, allora, noi siamo distribuiti nel territorio e la nostra distribuzione non è che mandiamo il paziente in giro perché di qua fai una cosa, di qua fai un'altra. La nostra diciamo, filosofia e la nostra idea è quella di trattare le persone all'interno del nostro studio a livello qualitativo in maniera ottimale. Io, per esempio, nel nostro studio abbiamo la nutrizionista, abbiamo l'osteopata, abbiamo delle figure che all'interno del nostro studio ci danno un'idea più a 360 gradi della persona. La possibilità di cui parlava il dottore è comunque legata alla professionalità di chi ci lavora. E quindi stare attenti anche... Dobbiamo essere comunque, la prima nostra è l'etica, il fatto di essere dei medici, i nostri pazienti, noi nella nostra idea primaria che sono la nostra forza, la nostra passione. Assolutamente. Cioè, ma a questo punto, proprio per comprendere bene, il sistema di rete, visto che ce l'ha anche chiesto il telespettatore, che cosa serve?
Allora, Vediamo. nel caso specifico qui, per esempio, se dobbiamo fare un trattamento particolare che è ben stato identificato e ce l'ha una sola delle strutture e il paziente non è di quella struttura, il professionista si sposta e va nella struttura. Ah, ok, quindi non occorre che prenda e vada da Agordo. Il paziente non deve spostarsi, ma a certo Vicenza, che no. è Il paziente è di Agordo e la macchina, diciamo così, che serve per quello specifico trattamento, ce l'abbiamo, non so, a Tiene, la macchina parte, va ad Agordo con lo specialista e tratta. Okay. Quindi il concetto deve essere che tu hai questo, io quest'altro, cerchiamo di venire incontro alle esigenze del paziente per risolvere il problema. Benissimo, questo è il concetto. Senza che ogni studio debbano munirsi di N duplicati, macchinari, di esatto. Quindi questa è un'economia di scala. Un'economia di scala. Una curiosità, ma c'è anche un'economia di spesa per il paziente? L'economia di spesa per il paziente, per esempio, potrebbe essere questa. Di fronte al sistematico aumento dei costi, l'organizzazione insieme permette di calmierare la spesa nostra e per cui di calmierare anche la spesa per il paziente. Quindi di fronte a un aumento sistematico dei costi si riesce a fermare i costi, per cui il paziente riesce sempre ad avere un tariffario equo senza vederlo aumentare nel tempo. Io posso dire tranquillamente che il mio tariffario è bloccato da 10 anni. Ma 10 anni sono tantissimi, perché teniamo presente che ce ne sono 7 di crisi vera e propria dal 2007, quindi voglio dire, nonostante questo è aumentato, non occorre che lo dica io, insomma, tra IVA, trasporti, accise, eccetera, quindi in teoria è impossibile non aumentare le tariffe per 10 anni, ma se ti metti in determinati modelli di organizzazione ce la puoi fare. Perfetto, deve aggiungere qualcosa a questo riguardo? No, direi che è ottimo quello che Daniele ha esposto. Bene, allora io direi andiamo in pubblicità rapidissimi, se avete altre domande, interventi non esitate a contattarci e ci vediamo tra pochissimi secondi.